Tante squadre e numeri davvero impressionanti per la pallavolo Bassano, costola femminile del Bassano Volley. Stiamo parlando di un gruppo di 3 società femminili che sono comprese tra Pallavolo Bassano, Pallavolo Mussolente e Romano Volley Team, che fanno capo alla struttura del Bassano Volley Group, e stiamo parlando di circa 400 atlete, a cominciare dai campionati minori, quindi i gruppi di reclutamento, in cui le 3 società sono praticamente 6 gruppi di reclutamento, quindi mini volley, e poi andiamo su con la struttura ad avere 4 gruppi di primo volley, poi andiamo a 4 under 14, 2 under 16 che poi fanno i campionati di maturazione come questa che fa la seconda divisione, 2 under 18, e poi andiamo alla prima squadra del settore giovanile, che è proprio la Serie D targata Romano Volley Team. Poi la prima squadra in assoluto, dove vanno a confluire un po' tutte le atlete maturate, è la Serie C. C'è una particolarità alla pallavolo Bassano. Eccezion fatta per la Serie C, tutte le altre squadre partecipano ai rispettivi campionati provinciali con atlete del settore giovanile. In tutto il parco squadre c'è solo una squadra che è la Serie C, che ha numeri over 18, quindi tutto il resto delle squadre contano numeri under 18, che per noi sono la ninfa d'Italia di tutta la struttura, di tutto il movimento, di tutto il nostro movimento. Conosciamo allora meglio la seconda divisione della pallavolo Bassano, una categoria che serve per far fare esperienza alle atlete in vista del campionato giovanile di Under 16. Questo è un gruppo Under 16 costruito apposta quest'estate con alcune ragazze dell'anno scorso e alcune ragazze nuove selezionate in base a caratteristiche tecniche importanti, fisiche ma soprattutto umane. Stanno rispondendo bene perché si è formato un gruppo e stanno lavorando veramente bene. Under 16 sta andando bene, siamo primi in classifica, contemporaneamente facciamo la seconda divisione. È solo un campionato di esperienza perché ovviamente siamo giovani, a noi interessa fare questo campionato per confrontarci con ragazze ovviamente più esperte. E per far crescere il livello di gioco delle proprie ragazze Under 16 si è deciso di prendere parte anche ad un torneo internazionale svoltosi a Reggio Emilia. C'era anche la squadra italiana di pallavolo nazionale e anche 2 squadre americane, anche se la posizione non è stata delle migliori, siamo molto divertite lo stesso. Anche come gruppo siamo un bel gruppo e l'importante è stato divertirci comunque. La società punta molto su questo gruppo e l'obiettivo è ambizioso, anche se alla portata delle ragazze. Tolto il Vicenza che è di un'altra categoria, e credo che ce la possiamo giocare, insomma, tra le società che ci sono su Vicenza credo che siamo potenzialmente tra le squadre che hanno un valore più importante. Speriamo, l'anno scorso abbiamo fatto bene, speriamo di, essendoci anche potenziati, di raggiungere qualche buon risultato anche a livello di Under 16. Saliamo d'età ed anche di categoria e parliamo di Serie D con l'allenatore Massimiliano Marchetto, che è anche il direttore tecnico dell'intero settore giovanile. Questa D rappresenta l'Under 18 selezionata del gruppo del Bassano Volley. Abbiamo fatto la scelta di cambiare società per dare la possibilità alle ragazze di affrontare una categoria regionale per la prima volta e quindi confrontarci con atlete ben più esperte sia a livello tecnico-tattico che anche di età. L'obiettivo è che loro possano crescere quest'anno sfruttando la regola della squadra giovane, che ci permette di se non arrivare ultimi in classifica, di essere salvi e quindi affrontare la prossima stagione sempre una categoria come la D, con un po' più di esperienza e magari un po' più di tecnica e tattica. Sicuramente la pallavolo Bassano rappresenta un punto di riferimento per il movimento pallavolistico femminile vicentino, a cui non manca nulla, se non forse una serie nazionale. Sicuramente il nostro programma è di offrire a questa zona almeno una serie nazionale, perché lo merita.